Pistola, droga e armi bianche, 47enne vicentino denunciato dalla polizia. Una vicenda al limite dove loro malgrado si trovano anche dei minori. Tutto scatta a seguito di un controllo da parte delle volanti in viale Milano a Vicenza di un 47enne che appare spaesato, nervoso. Fermato dagli agenti, l'uomo estrae con 2 dita dalla tasca anteriore dei pantaloni una pistola, risultata poi essere una Browning calibro 6,35, fortunatamente senza colpo in canna e caricatore, regolarmente denunciata dalla zia, che però è deceduta da 15 anni. L'uomo viene portato in questura e perquisito. Qui dalle tasche dei pantaloni salta fuori un involucro di plastica con all'interno 14 grammi di marijuana, ma le sorprese non sono ancora finite. Gli agenti a questo punto decidono di perquisire l'abitazione in viale Milano e quando entrano trovano l'appartamento tipico di un accumulatore compulsivo. All'interno vi è di tutto, compresi resti di cibo, spazzatura, ma anche 4 katane di varie lunghezze e un coltello Chris, non in sicurezza, e sul divano i 2 figli minori dell'uomo. La presenza dei minori si inseriva in un contesto particolare che era quello di parecchie cianfrusaglie che la casa ospitava e i bambini stessi a noi apparivano in uno stato non particolarmente felice, in quanto poi gli operatori che sono intervenuti durante la perquisizione hanno provveduto a rifocillarli in quanto si dimostravano affamati. Minori che poi sono stati affidati alla madre che in quei giorni erano dal padre, la coppia è di fatto separata. Durante la perquisizione dell'abitazione gli agenti hanno rinvenuto ancora altri involucri di sostanza stupefacente, tutta perfettamente pesata, per un totale di 45 grammi di marijuana sequestrata. Il 47enne è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo d'arma da fuoco, detenzione illecita di sostanza stupefacente, sequestrate tutte le armi, segnalato alla procura per violazione degli obblighi di assistenza familiare ed infine segnalato ai servizi sociali.